l'Egitto, l'antica terra delle piramidi, le famosissime tombe triangolari dei faraoni egiziani. Ditemi, c'è per caso qualche caprone che non ne ha mai sentito parlare? Beh, se conoscete le tombe, conoscete anche i predatori di tombe. Amel, Abdul, appicciata la luce, non si vede manco così, padrone. Azza! E che sta squagliamo? Oh, subito! Ma i predatori di tombe non sapevano che questo oggetto era antico e maledetto. Padroni! Che succede? Ma senti un po'! Padroni! Aiuto! Padroni! Penna! Non ti manca arrivare, mamma buchina! Salvatoia! Ne manca soltanto una. Cavallo, scusa un attimo. Ultima. Cavallo, per piacere, ma potessi trovare una curiosità? Ma per caso nostre case i barbieri non l'hanno ancora scoperta? Ma no, in realtà è un taglio che mi piace. Il disaccordo fra i due colori descrive un po' la mia anima. Ah, tipo manca la bestia. Voglio scusate la mettere nella classica, chi le sa taglia? Lasciamo stare. Beh, mi presento. Mi chiamo Yugi ed amo i giochi di qualsiasi tipo. Mio nonno è anche proprietario di un negozio di giocattoli, per questo non mi manca mai nulla. Oh, quasi dimenticavo. L'ultimo gioco che mio nonno mi ha procurato è questa scatoletta un po' strana. Date un'occhiata. Bella, vero? Beh, ancora più bello è quello che c'è al suo interno. Adesso ve lo mostro. Wow, frate, ma che tiene il logo? Ma fammi per piacere. Che? Joy, morti mamma, te ridammelo. Ho fatto tu porto pure a scuola, ma sei tutto strunzo, ma pensate che questo si può squagliare? Sai che viene fuori una bella 1000 euro qua fuori? È tutto dorato, è zecchino. Joy, l'anime che ti stramorta. Cosa fai? Joy, quando è vero di si moscato davanti a bacino sotto casa ti faccio fanire nero. Pensi che tengo paura e piacenza, Nani? Quando ti schifo ti convieni a casa perché mamma ti è morto. Non Luca, frate, mi scisi, ma va mamma, come ci fai scemo dove mettere, Nani? Voglio ma serie, mamma sta nella casa, non si mettono i piezzi. Oh, tanto papà te gli fai cercare. Sto purzino l'ha portato a scuola, sto piezzolaro, guarda quanto è grosso, che sto squagliando, ci facciamo berenaro, frate. Non fosse un zucco studiato, pure le 6 anni non c'è, no? Ma devo vedere, invece è tutto pezzottato. Stronzo! Jessica! Grazie, Jessica! Ma ti pare normale? Ma le mie pazzelle mani è creatura, ma si proprio un ricchione, ma quando anni tiene, strunzo! Ma no, ma finirà a sentire! Andiamo, scemo, ciao! Ti ringrazio, Jessica, ma non preoccuparti, posso cavarmela anche da sola. Yugi, fino a che non hai questi spazi, mia capilla, te ne pare in culo, delle luami, mi dispiace, ma è una cosa obbligatoria andare a scuola. E poi come la trovo una magliona così? In realtà pensavo di piacerti, beh, dal modo in cui mi difendi. Sì, io capo non ne capito manco cazzo! Non ti sto chiedendo molto, è giusto una piccola mazziata. Oh, Yuki, dimmi una piccola mazziata, dimmi non abbiamo fatto nulla caputtone a chi li faccio cazzo. Ma venuti fai scema. Non ci azzeccavo niente, io diritti. Così meglio. Invece che si cambia porta in coppa a coscienza, l'hai scesa. Cavolo, sai me, meglio si fa bravo. Che vuoi dire? E penso che faccia cose gratis, frate. Come minimo per una bella cosa di soldi, a me e i compagni mica l'hanno battuta. O no? Fratellone, il costo del servizio ce lo nascondiamo per caso? Ma non manca un euro, non posso darti nulla. Voglio sapere che va a finire così, mazzate gratis per tutti. Ma io... Sei tutto no, ti prego, smettila. Voglio provare sono tre scemi boffi mazzati. Voglio, vado man. Ottimo. Ragazzi, mi dispiace, è tutta colpa mia. Devo fare qualcosa. Devo fermare Pescezza. Quel giocattolo che mi ha dato il nonno. Può essere che contenga una maledizione. Devo provarlo. Assemblamento. Puzzle del millennio. Hai attivato il puzzle del millennio, Yugi. Adesso me ne occupo io. Ma facciamo una che puttana. Che diavolo sta succedendo? Io non ho cesso, vado, fammi da cinitta. Beh, Cezio, perché te la prendi con qualcuno con un capello un po' più sistemato, dai? Ma che ne? Ma che sta succedendo? Oh, ma che ne? Ma come sei aiuto il cango? Poi, ma che ne? Beh, Cezio, sei pronto a sfidarmi a duello? Non ce la farai mai. E tu che spacci così? Sono Yu-Gi-Oh, Kabuki! Adesso faremo un duello a scopa. Il perdente cadrà nel fiume. Ci stai? O ti sciordi sotto? Nani, non ci mi pensa una partita a scopo con nonno, ma io e Mugi, dammo! Butte carta! Mi sa che mi sottovaluti. Ho una certa predisposizione a trovare il 7 bello. Una sola partita. Denaro, carta lunga e 7 bella, ammo, facim! Vabbè, io a me però mi fa carenda con piacere con vestito buono. Sinceramente, come fate tu non perdi non cara. Vabbè, mangio tu su come bucchio, butte carta, io. Ma quanta fretta! Ecco qui le tue carte.
Mi piace giocare così, appeso ad un filo. La botta apposta, cominci i problemi ho fatto. Allora, sono di bastoni. 7 è bello? Mazza, allora guarda che trovi 7 è bello. Fammi scendere più a basso, stanno le carte meglio secondo me. Allora, 2 di coppe ho fatto. Abbiamo voglia in fondo la base, un sistemato fate. Finimmo, 1 e 2, 3, 7 e 3, 10. Re di denari, scopa! Capollo quanto è vero Dio. Si mi vuole una giacca nuova da faccio Dove nuovo credevi a te. salire, pisciazza? Hai perso. Stusce. Oh! Su che ti ho fatto un favore, capiete? Vada là, va. Che molti mamma, Che la giacchetta di c'era al cotto, ma che ti sbatta a faglietto? Giù nel fiume, dai, zitto! Vabbè, ma la casa d'unone mi è asciutta, ci capito? Non è acqua normale, amico, è il mare di Licola. No, riesci a merda, no! Yu-Gi-Oh, tutte carte vai a mo'. Lo so che c'è chi sente bello nella mano, ma se non lo vuoi, se ancora non ti va, butta bene che lo cingo, che la scopa la puoi fare. Yu-Gi-Oh, un faraone sei. Abbiamo aggiunto cazzo e basta.